Adesso invece noi torniamo nel presente. Vi abbiamo parlato appunto di questo nuovo bivio di fronte a cui si trova la comunità di Taranto. Da un lato il Mar Piccolo che si rigenera, che guarisce le cozze che insomma possono restare più a lungo nel primo seno, dall'altro invece l'invito di ieri di Confindustria e in particolare del presidente nazionale di Federmeccanica, che dice non rallentare la produzione dell'acciaieria, ne risentirebbero tante filiere a livello nazionale. Taranto ancora una volta di fronte a una scelta tra la sua identità, la sua storia e l'economia nazionale. Come si fa a scegliere di fronte a una situazione del genere? Cosa scegliere? Proviamo a chiedere proviamo a fare questa domanda complicatissima a Don Antonio Panico, sociologo, docente universitario, che è in collegamento con noi. Buongiorno Don Antonio. Buongiorno a voi e a tutti i video ascoltatori. Sì. Don Antonio, allora, una situazione, davvero, paradossale, ma non la prima di fronte alla quale la comunità di Taranto si trova. Il Mar Piccolo che guarisce, insomma, le cozze possono restare più a lungo, l'immagine di una storia, di un'identità, ma anche, se vogliamo, in qualche modo di un settore dell'economia di Taranto. Certo, non paragonabile a quello per numeri della fabbrica, però, ecco, sicuramente storico. Dall'altro invece il presidente di Federmeccanica che dice rilanciare l'ex Ilva per non colpire tante filiere industriali italiane. Che fare, Don Antonio? Fare che dobbiamo pensare anche un pochino a noi, no? Nel senso che sì, siamo stati sempre tanto attenti a quello che poteva essere il nostro ruolo all'interno dell'economia nazionale, lo abbiamo fatto, continuiamo a farlo, però i sacrifici umani ai quali veniamo in qualche modo sottoposti, che non devono neanche lontanamente farci sorridere, però ci preoccupano, per cui se dovesse esserci un miglioramento della condizione, così come il commissario Ricchio diceva ieri, aiutato anche, suffragato anche da quelle che erano dati, da quelli che sono dati di ARPA e ASL. ARPA e ASL, io dico che dovremmo continuare a impegnarci tanto, perché anche quel filone, che sicuramente dà molta meno occupazione, come dicevi tu, possa essere perseguito. È chiaro, è giusto pensare anche dal punto di vista di tutte le persone che lavorano lì e anche degli interessi nazionali al fatto che si possa proseguire una produzione d'acciaio che sembra essere importantissima, però io credo che se non ci sono i presupposti perché questa venga realizzata in modo non impattante, non è proprio il caso di continuare con qualcosa che in effetti provoca. Don Antonio, secondo te questa comunità, la comunità di Taranto oggi, è pronta a compiere un passo importante, un passo così significativo, nel quale dire a un certo punto adesso dobbiamo pensare a noi? No, non credo che siamo pronti, perché abbiamo dimostrato una certa attenzione, una certa forza a livello collettivo qualche tempo fa. Adesso ci siamo un po' rassegnati all'idea che ci sono tanto gli altri a decidere per noi, guardando la cosa un po' più col distacco di chi fortunatamente, io direi, no, ha la possibilità di interfacciarsi anche con altri mondi, molto spesso anche fuori dal nostro contesto. Devo dirvi che la percezione che si ha è che questa volta la comunità dovrà prendere una decisione drastica e in qualche modo verrà messa di fronte ad una scelta, perché è evidente che continuare una produzione di questo tipo, se non cambiano le cose, se non viene avviato un serio progetto che salvaguardi anche la salute e l'ambiente che ci circonda, allora noi saremo costretti in qualche modo a soccombere. Guarda Francesco, ne abbiamo già parlato, cioè il fatto che siamo diventati solo 181.800 a Taranto. Sì. C'è lunga, no? Quanta Certo. gente ci ha lasciato, quante persone sono andate via, quanti miei studenti all'università
hanno lasciato la nostra città, lavorano felicemente altrove. Non è che altrove non ci siano problemi, però loro dicono ce ne sono sicuramente meno che qui. Quindi questo è un dato sul quale noi dobbiamo riflettere, no? Che futuro vogliamo dare alla nostra città? Ci basta continuare a tirare avanti con un'azienda che è enorme, tutto quello che vogliamo, che produce tanto, sicuramente, impegna tante persone, ma che garantisce molto poco sicurezza? Penso ai lavoratori. I lavoratori vengono a raccontarmi adesso, questo non tanto come sociologo, ma come sacerdote, come direttore dell'ufficio di pastorale sociale del lavoro, mi vengono a raccontare delle loro insicurezze, no? Del loro timore. Per alcuni impianti la cosa è molto grave, però adesso non entriamo nel dettaglio, sarebbe troppo lungo. No, però è interessante tutto questo, Don Antonio, perché poi chi coglie, diciamo, il sentire vero della gente, della prossimità, della comunità, può portare anche questo esempio, che poi, diciamoci la verità, ora senza nulla togliere alla posizione legittima dal suo punto di vista di Bettini, del presidente di Federmeccanica, però ecco, mi verrebbe da dire: ma Presidente, perché mi devo sacrificare ancora una volta io per le filiere industriali? Ma fatevela a casa l'industria. Cioè, so che è populista e demagogica, per l'amor di Dio, però a una certa può essere anche, come dire, una reazione istintiva, o sbaglio? Certo, è quello che tanti pensano, ma anche addirittura tanti lavoratori. Vedi Francesco, quello che una volta si diceva, no? C'è un contrasto forte, particolarmente evidente tra persone che lavorano lì e tutto il resto della città. Oggi è un po' più attenuato, nel senso che chi lavora lì mi racconta delle sue incertezze, della necessità della manutenzione, del fatto che gli impianti debbano essere decisamente meno inquinanti. Io quando vado all'estero e ho opportunità di vedere come funziona un'acciaieria altrove, devo dire che queste, se hanno lo stesso tipo di produzione nostra, sono costruite decisamente lontane dalla città e ai lavoratori vengono date una serie di tutele importanti. Questo per esempio è quello che accade in Canada. Oppure in Germania noi sappiamo come sono andate le cose, no? Come abbiano cambiato completamente, sì. L'acciaio lo producono. Adesso invece l'ultima volta abbiamo guardato Presa diretta, che ha mostrato, credo, la Finlandia, la Danimarca, non ricordo bene, però insomma un altro paese scandinavo col quale, devo dire la verità, non provo neanche a fare un paragone, perché, come dire, c'è proprio una storia completamente diversa. Don Antonio, grazie davvero per questa tua testimonianza, per il tuo punto di vista, sempre prezioso. Torneremo naturalmente a disturbarti, quindi insomma non sentirti libero da noi. No, felice di non essere liberato. Grazie Don Antonio, buona giornata e buon lavoro.